Voglio fortunatamente dopo il video di sabato la Peugeot è ancora intatta. Quindi la concessionaria Scar di via Scarfoglio ci ha dato di nuovo fiducia e ha detto se domani, sabato 20 e domenica 21, vogliamo organizzare delle candid camera qua fuori, in via Calabretto. Noi siamo in via Calabretto, questa piazza Vittoria, a Margiolino, la conoscete penso, no? Però ma serve una mano a vostra, voglio un paio di scherzi già ce l'abbiamo in mente, però io so che voi siete più fantasiosi di noi, quindi scrivete sotto a questi commenti tutti i scherzi che vi vengono in capo. Mi raccomando, voglio, andate avanti con la fantasia, però non esagerate, ma raccomando, cose che si possono fare. La settimana prossima pubblicheremo un video con i scherzi più divertenti, quelli più originali che avete scritto. Ma io mi raccomando, facete caso caruto, aiutatemi e commentate sotto. Voglio in pratica scatenatevi. Questa è una macchina che costa, il modello base costa intorno ai 12.000 euro. Poi 5 volte e poi è un per la città. sì, assolutamente bene, anche molto femminile, giovanile. Sembra un po' piccola all'interno, ma se poi levi del fuoco, magari si rende conto proprio che lo spazio. Diciamo, io sono fedele alla Fiat, devo dire la verità, però voglio dire che se dovessi comprare un'altra macchina penso che cambi. Voglio far vedere giusto un attimo anche lo spazio mio perché... Già non mi facciamo lunghi, già faticare ma per mutare il suo vecchio frigorifero a 2,56 €. Poi nel caso c'è una lavatrice, allora praticamente ti togli i panni da dentro e ce li porti, i panni non li prendiamo. I panni no. Vabbè, capita qualcuno ci ha portato le mutande, ma non diciamo di no. Però l'importante è prendere questa cucina a tasso zero e poi il soggiorno glielo regaliamo se fa la ripresa, ci amici entro e tre, l'importante è che lei porti questo per qualunque cosa, lei porti questo qua, questo fa freddo. Però mi raccomando, se dovete vedere come passare i soldi per il gettino, la metti nella cosa e fate il numero che sta scritto qua. Fate questo numero qua, tanto ci voglio 20 secondi. Qua sotto, qua dovete guardare. Io vado perché devo andare. Ah no, dovete girare fuori, girate fuori, sei scritto lì. Qua sotto, qua. Allora, chiama, questo è questo numero qua. Chiamate domani, domenica, domani. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te, che più non ho. Problema? No, stavo guardando. Vabbè, però ognuno si guarda le macchine sopra, andiamo a guardare le macchine, mica venga a guardare la macchina sopra. Ognuno si guardasse le macchine sopra, non è che io venga a guardare la macchina sopra. E lei dopo, tipo per maloso. Dico ho toccato. la macchina mi dà dopo, la scende e poi dopo... Ma chi l'ha toccato? Lei ha fatto così. Via ci fatta così. Mi sei impressionato? Ho visto la mano. Ma io sono sacerdote. No, gli ha dato un calcio così, no, non è una cosa bella. Non sia mai. No, la prossima volta non mi dica niente, ma io devo chiamare la polizia, lo dico proprio... Non sia mai che faccia una cosa del genere. Cioè, anzi la chiamo ora perché a me sto gesto non è piaciuto. No, per carità, quando... Saranno i numeri stamattina. No, lei ha fatto così con le unghie. Io con le unghie faccio così. La gente così vanno in galera, io. Ha detto che con le unghie ho fatto Ha così. fatto uno scippo, guarda, una cosa... Ma che stai dicendo chi? No, questa è mia. No, dico... Io non è che vengo fuori dalle, guardo la sua macchina e metto... Cioè, sono proprietà private che uno
è anche un po' geloso, eppure ci ha messo il piede su. Mi sembra- Io, ma noi la sbagliamo. Ho visto che ha messo il piede là. Io, C'è anche lui per testimone. C'è anche lui per testimone. io, non è personalmente. E questo io ho visto lei. Io perché ci ha dato il calcio io questo l'ho Ma capito. quale gara? Quale gara? Non è affatto vero. No, non è affatto vero. Allora è un peso. C'è ancora. Mi sono tutto a buio. Allora ci siamo, io sono il mago Peugeot, da Frank e Cerrone, magie dal meridione. Allora, facciamo una scommessa io e te, tu mi dai un bacio qui se io indovino il tuo nome. Anzi, ti dirò di più, io il tuo nome ce l'ho già scritto qui sulla mia pancia, ok? Scommettiamo un bacio? Un bacio sulla guancia, ok? Voilà. Bacio. A posto, ho vinto io, va bene. Mago Peugeot, Frank e Cerrone, magia del meridione. Vuoi sapere cosa sei tu? Ce l'ho scritto qua. Cosa sono io? Vuoi scommettere qualcosa? Dammi ascolta. Una tirata d'orecchio. Pronto? Casa Caruta!